Ultima lettera, ultimo appello, destinazione Palazzo Chigi. Da Venezia il francobollo sulla missiva firmata dal presidente Luca Zaia per ottenere dal governo un sospirato sì sull'Election Day in merito al referendum sull'autonomia del Veneto. Dopo tanti troppi silenzi il governatore torna alla carica perché le urne ormai si avvicinano sempre di più. Election Day significa abbinare il nostro referendum dell'autonomia del Veneto alle amministrative che si terranno in primavera. I vantaggi saranno quelli di fare in modo che i cittadini possano trovare nel stesso seggio elettorale sia la scheda per le amministrative che quella per il referendum. C'è da dire che così il Veneto potrebbe risparmiare circa 14 milioni di euro. Quei 14 milioni in via precauzionale sono già stati messi a bilancio nel caso arrivi un no e il Veneto sia costretto ad andare alle urne in una data diversa, ma è chiaro che l'obiettivo, sottolineato più volte nella missiva, è quello di evitare un dispendio inutile di risorse. Come è chiaro inoltre che la consultazione per l'autonomia non può più essere rimandata. Election Day sia chiaro che deve essere fatta nel 2017 perché noi comunque il referendum del Veneto lo vogliamo celebrare entro il 2017, il che vuol dire che questa è veramente l'ultima volta che si fa richiesta. Un'autonomia che potrebbe essere stata votata già da mesi. Noi chiedevamo, abbiamo fatto due richieste scritte e una diffida, chiedevamo di abbinare il nostro referendum per l'autonomia del Veneto al referendum di Renzi del 4 dicembre, quindi noi avremmo potuto già aver votato il 4 dicembre. La verità è che Renzi non ci ha mai risposto a due lettere e alla diffida, per cui abbiamo dovuto soprassedere. Zaia si dice ottimista rispetto al governo Renzi, nell'esecutivo Gentiloni dice si è registrato un cambio di passo almeno con il ministro dell'interno Marco Minniti. In ogni caso l'avvertimento a Roma è chiaro, la consultazione si farà. Comunque i veneti debbono andare a votare. Pensare e sperare di farli andare a votare in solitaria, sperando che i veneti non vadano alle urne e quindi dimostrare che i veneti non vogliono l'autonomia, vuol dire essere fuori dal mondo, perché comunque i veneti ci andrebbero anche a piedi a votare sotto la pioggia e il vento. Per cui fate sto sacrificio, cari romani, abbinateci a qualche altra tornata elettorale, così si risparmiano 14 milioni di euro.